Lei dagli Oscar Benedict della Tise, cosa vogliamo dire di questa festa, di questo modo di vivere l'equitazione di una maniera conviviale ma non soltanto? È il terzo anno che vengo a questa festa meravigliosa, devo dire che il Veneto gode veramente di un grandissimo stato di salute, devo dire, aumentano i numeri, sempre tanta gente felice, e questo credo sia uno degli scopi della federazione, avere dei tesserati sportivi che amano questo sport, condividono questa passione con noi e sono contenti di condividerla. Noi siamo orgogliosi di poter organizzare questo sport, speriamo di farlo al meglio e devo dire i nostri ragazzi ci danno Ringrazio, tanti stiamo facendo intervista, ci proponiamo del cibo, ma possiamo aspettare il minuto in diretta. Questo è il senso della serata, è il senso della serata. Assolutamente. È il senso della serata, che questi momenti conviviali servono, che non sia soltanto la gara, lo stare a cavallo, ma anche lo stare insieme. Diciamo che l'anima di tutto questo mondo è la passione per questo meraviglioso compagno di sport che ci unisce, e quindi sicuramente riuscire pure a unire l'aspetto sportivo con l'aspetto conviviale, con il festeggiamento, con i divertimenti. Lo facciamo impazzire, facciamo due passi intorno, così facciamo vedere quanta gente, no, veramente cioè, è una quantità di gente, è davvero incredibile, qui attorno non si parcheggia, voglio dire. Assolutamente, devo dire che veramente i veneti si dimostrano un movimento importante, un movimento di gente passionale e appassionata, e soprattutto che porta risultati, e questo devo dire grazie agli istruttori, grazie ai presidenti di circolo, ma grazie soprattutto ai genitori che assecondano questa passione meravigliosa. Grazie Presidente, buon proseguimento di pizza. Grazie a voi.